Con il palazzetto dello Sport Vicenza e Palacia per la finale, la gara di andata dei quarti di finale della Coppa Italia di volley femminile e Coppa Italia. Rispetto alla formula accedono, come ormai sapete tutti, ai quarti le squadre che hanno vinto il turno precedente, ovvero sia le squadre chiamate Chieri che ha battuto Arzano 2-0, Iesi che ha battuto Padova 2-0, Forlì che ha superato Tottolisola grazie al quoziente 7 e proprio la Gelminetti Vicenza che ha superato al Ferivolli San Termo per 2-0. Le altre 4 squadre sono quelle che occupavano i 4 migliori posizioni nella classifica dello scorso campionato, ovvero sia Radio 105 Fapa Diretti Bergamo, Desper Perugia, Sant'Orso Alstel Novara, Iscavolini Pesaro sfoderanno tutte nel conto casalingo sul campo della peggio qualificata, tranne per quanto riguarda Bergamo che problemi di agibilità del palazzetto Ipsai Tiraboschi giocherà la prima gara in trasferta. Si giocherà oggi, gara di ritorno l'8 febbraio, le vincenti accederanno alle Final Four in programma l'11 e 12 febbraio prossimo in quel di Perugia. Coppa Italia, ricordiamolo, qualifica la vincente peraltro alla Champions, quindi in palio c'è qualcosa di davvero molto molto importante. Intanto possiamo già dare un'occhiata ai sestetti scelti dai due tecnici per questo scontro, che peraltro sono affrontati domenica scorsa, vittoria Pesaro per 3-1, stesso risultato della gara andata. Arbitri della gara sono Luca Sobrero di Carcare Savone, Fabrizio Padovan di Chioggia Venezia. Vi dicevo dei sestetti: per la sua Pesaro Marcello Abbondanza ha deciso di schierare una diagonale formata da Simona Rinieri e Antonella Del Core, l'altra diagonale, quella con Kinga Mikulewicz e Martina Ghiuggi. Centrali sono invece Sheila e Lindsay Berg, schierati come centrali in questa prima rotazione. Ovviamente Berg è la palleggiatrice della squadra Scavolini. Per quanto riguarda invece il libero, ovviamente sarà Ramone Parari. Per invece Manuela Benelli, per la sua Vicenza, il sestetto iniziale sarà composto una prima diagonale con Sborowska e Stefania Dallinia, l'altra diagonale con Ivana Di Risilo e Valentina Borrelli, centrali Arrighetti e Stefania Pacagnella. In Vicenza dall'altro, ormai come siamo abituati da qualche tempo, tantissime giovani. Falso esordio in lista, l'abbiamo già vista impegnata nel torneo, ricordo, di Mimmo Fusco a Roma, Valentina Bedin in qualità di libero aggiunto. Valentina tra l'altro ha fatto vedere buone cose in quel di Roma, vedremo oggi se sarà chiamata al suo contributo, come vedrà. In campo ci sarà anche Giuseppina Starita, che proprio a Roma vinse il premio quale miglior giovane del torneo, ma tra l'altro insomma, si è comportata piuttosto bene anche lì. Vedremo poi come se la caveranno. Qualche problema di forma per Moghi De Gennaro, una influenza intestinale insomma che le sta creando qualche problemino, è comunque in campo, vedremo come andrà. Dall'altra parte Abbondanza arriva lanciatissimo. Pesaro, è il caso di ricordarlo, arriva da 14 successi consecutivi tra campionato e coppe, sia CEV che Coppa Italia, in testa classifica del campionato italiano con 35 punti, gli stessi di Bergamo e Novara, che lì tutti si aspettavano di vedere, forse non tutti si aspettavano Pesaro alla fine del girone andata lassù. A questo punto ormai Pesaro è diventata una assoluta certezza di questa stagione, senza alcuna ombra di dubbio. Rispetto alle attese, il palazzetto non è pieno come siamo abituati a vedere qui a Vicenza, ma un po' l'orario, un po' il giorno lavorativo, bisogna scusare i tifosi del Minetti Vicenza. Oggi mancano in gran numero, solitamente sono tutti qui, ma bisogna pur lavorare. E allora siamo pronti per vedere questa gara. Ricordiamolo, gli ultimi due incontri, l'ultima volta settimana scorsa, entrambe vittorie per 3-1 di Pesaro. Vicenza ora vendicarsi anche di questo e sperare di andare a
trovare il successo importante. Gli altri incontri del turno andata dei quarti di finale sono quelli che vedono posti Forlì a Iesi, Perugia a Novara e Bergamo a Chieri. Dopodiché le vincenti si ritroveranno tutte a Perugia e Rai Sport Satellite sarà lì a seguire anche la finale per l'assegnazione della Coppa Italia. È tutto, quindi è pronto per iniziare. Il cenno del primo arbitro Luca Sobrero alle giocatrici, tutto pronto adesso, Abbondanza e Manu Benelli pronti a dare gli ultimi consigli, uno scambio con le panchine a aprire la sfida. Saranno le biancorosse della Scavolini, biancorossi anche i colori della Ciaminetti Vicenza. I palloni sono posizionati adesso nelle mani dei raccattavali, arriva finalmente il pallone in mano alla Simona Rinieri, quindi è davvero tutto pronto adesso per il via. Buona la prima battuta, mette in difficoltà la ricezione di Vicenza, arriva un facilissimo punto per Pesaro che inizia subito nel modo migliore. Ancora al servizio Rinieri, il servizio questa volta è ben controllato di Risilo, poi la botta vincente di Valentina a Righetti, la palla toccata e poi allungata, 1 pari. Al servizio per la Ciaminetti Vicenza è la palla lunga di un pallo, ma quanto basta per costare a Valentina Borregli il primo errore in servizio. 2-1 per la Scavolini Pesaro. Adesso è il turno di servizio di Kinga Makulevitz. C'è l'infrazione fischiata, l'invasione fischiata alla Valentina Arrighetti. 3-1, partenza soft di Vicenza, bisogna assolutamente cambiare il ritmo. Di Risilo prova a piazzare la palla, il buon recupero di Kinga Makulevitz. Berg per un palleggio che non mette in difficoltà la ricezione, poi la botta di Ivana Di Risilo, non c'è tocco al muro, il secondo errore consecutivo della Ciaminetti Vicenza. 4 Pesaro, 1 Vicenza. Gran avvio dalla squadra di Marcello Abbondanza, anche se ci ha messo un po' del suo Vicenza. Prova Smorosca, non passa, chiamata adesso ancora e questa volta Valentina Arrighetti, il suo primo tempo, non lascia scampo alle ragazze di Pesaro. 2-4 e Arrighetti al servizio, piazzerà il colpo, così è, buona la ricezione e poi non c'è modo di arginare l'attacco vincente di Pesaro che si riporta con 3 punti di vantaggio. 5-2, si fanno sentire i tifosi di Vicenza nella speranza di scatenare un'erezione. Scila, ricezione difficoltosa di Borrelli, Mocchi De Gennaro recupera il palleggio di Dierisilo, prova a piazzare il colpo, Berg chiama all'intervento vincente e non c'è modo davvero di arginare, diciamo, l'intervento vincente di Antonella Del Cori. E adesso sono 6-2, 6-2, andiamo a sentire cosa accade sulla panchina di Vicenza. Dietro, entro il tiro, se no non ci facciamo niente con questo. Dai. In battuta entro, cerco la cattiveria, pallone buona, entro il tiro, cerco le mani. Andiamo raga, così non ci facciamo niente. Andiamo raga, forza! Ha ragione Manu Benelli, c'è bisogno di una reazione. Fino adesso la Ciaminetti Vicenza è stata in balia della Scavolini Pesaro. Scavolini che sta passando uno splendido momento di forma, ormai ha raggiunto dei livelli a costanza di risultati in grado di mettere in difficoltà chiunque se non si affronta. Pesaro cercando di creare il gioco, di portare avanti la partita, si è costretti a subire i colpi. Scila, Borrelli, Derisilo messa in movimento molto bene questa volta dalla
Stefania Dalligna, che sta lavorando molto bene, tra l'altro la palleggiatrice di Vicenza, l'occasione di andare avanti con Smonosca, la sua battuta al salto di consueto, ben controllata però da Rinieri. Berg, il palleggio, Borrelli, Dalligna, non riconoscono il tocco sulla botta di Stefania Paccagnella, non ha dubbi Luca Sobrero, il primo arbitro, e quindi punteggio adesso di 6-4. La polacca al servizio, questa volta buona la combinazione con Martina Guigi che tira giù una botta difficilmente gestibile dalle ragazze della Cemminetti Vicenza. Il punteggio adesso è di 7-4 in favore della Scavolini Pesaro, che va al servizio con Antonella Del Core al salto, botta lunga, buona Macchi Di Gennaro, Dalligna, Paccagnella, buona la sua diagonale, palla è dentro. Marcello Abbondanza fa segno alle sue ragazze che la palla è davvero all'interno del campo, non vuole che vengano sprecate energie nervose per protestare per una palla che è nettamente all'interno. Bene così. Dierisilo al servizio, Berg chiama dalla seconda linea Rinieri, gran difesa di Maria De Gennaro, poi il pallonetto pesato di Stefania Paccagnella. 7-6, 4 punti sugli ultimi 5 palloni caduti a terra sono stati conquistati da Vicenza. Una gran bella reazione, si era partiti dal 6-2 del time out, adesso è 7-6. Dierisilo, la sua botta fuori di un palmo, anche meno probabilmente. 8-6. E allora adesso andiamo a sentire cosa sta accadendo sulla panchina di Marcello Abbondanza. Poi ci addormentiamo? Abbiamo detto, sulle rigiocate cosa facciamo? Saltiamo sui centri e stiamo attente ai pallonetti e fa un punto così? Allora non va bene, devono fare punti in un'altra maniera, non così. Sveglia, non molliamo noi, su! Dai raga, su! Comunque sia, anche se è un po' staccata, ma l'alzata è veloce, chiudigli lo stesso più il diagonale alla pacca, non la palla, più il diagonale. Sei dritta, ha tirato sui 5 metri. Abbiamo detto gli entriamo più sui diagonali. I paralleli ne ha fatto uno e l'ha tirato fuori. No, entra, perché è veloce, gliela spinta lei, dai. La vedi, Simo, proprio se fa il parabolone, ok? Allora, istruzioni supplementari per Simona Rinieri da parte di Marcello Abbondanza, mentre le ragazze della CIA Vicenza hanno dato a Manu Benelli quella reazione che voleva, gran bella reazione, davvero. Tra l'altro, punteggio del 6 ma 8-6 con 2 errori in servizio, 2 errori in ricezione e 2 errori in attacco di Vicenza. Se Vicenza riesce a giocare con maggiore costanza sarà tutta un'altra gara. Martina Guigi, buona la ricezione di Dierisilo, Dalligna per Valentina Borrelli, sporca il muro di Berg, poi la palleggiatrice americana chiama l'intervento. Malkulevich, la palla è fuori, non c'è tocco al muro e adesso arrivano anche gli errori di Pesaro. 7-8, intanto fuori Mochi De Gennaro, torna dentro Valentina Arrietti. Servizio corto, mette in difficoltà Pesaro ma può comunque attaccare, poi la buona copertura di Dierisilo, Borrelli, il palleggio, Berg chi muove fa il primo tempo di Malkulevich, poco da fare. La polacca con passaporto sportivo francese segna il punto del 9-7 in favore della Scavolini Pesaro, che adesso è in battuta con la statunitense Lindsay Berg, la sua botta ben controllata da Dierisilo, pallonetto di Dalligna, ben difeso questa volta la Berg, poi Scila, il muro va a impedirgli di chiudere il colpo. Seconda opportunità d'attacco con Simona Rinieri, che il suo pallonetto è quello vincente. Manu Benelli non è troppo contenta di questo pallonetto su terra, usiamo questo eufemismo. 10-7 Pesaro. Ancora Berg, la sua botta, Dierisilo in ricezione, Dalligna, Righetti, la palla rimane lì però, il pallonetto con invasione sanzionata alla giocatrice della Scavolini Pesaro. È stata la brasiliana di Belo Horizonte a invadere in maniera più evidente che replay che c'è per la regia Gino Goti
sì, insomma, 10-8. Intanto trova un varco enorme in zona 6 Kinga Mekilevitz, il vantaggio è subito ristabilito. Pesaro 11, Vicenza 8. Simone Rinieri è in battuta, piazza colpo nella zona di Ghirisilo, Dalligna e Borrelli, murata. 12-8, muro vincente della Scavolini Pesaro. E Marcella Abbondanza ha ancora istruzioni alle sue ragazze per provare a murare di nuovo i martelli della CIA Minetti. Mochi di Gennaro prova adesso a far muovere molto bene, tra l'altro la polacca di casa Vicenza, ossia Katarzyna Smolowska, punto per il 9-12. Borrelli, Rinieri, Berger, Cila. Il punto è quello buono, c'è le mani fuori sull'attacco, c'era il dubbio se avesse toccato direttamente il naso o meno, no, ma anche replay che ci offre Gino Guardia chiarisce il mano fuori di Valentina Arrighetti. 13-9. Borrelli in ricezione, Dalligna, Ghirisilo, il muro va a sporcare, il tentativo di salvataggio da parte di Mekilevitz, la palla poi è comunque fuori. 13-10 in favore della Scavolini Pesaro, 3 punti da recuperare per Vicenza con Valentina Arrighetti, arrivata dalla dura scorsa stagione e poi un campionato davvero molto buono il suo, e anche il primo ace della gara per Vale. 11-13 è il suo quinto ace stagionale. Palla ancora corta, Berg chiama Martina Luigi, la veloce tra le due. È buona, non è buona, però l'eccessiva angolazione che da Martina al suo colpo, la palla scivola fuori. 12-13, ancora un grandissimo recupero di Vicenza, ha fatto 4 degli ultimi 5 punti. Berg ancora al Antonella Del Colle che inizia a colpire con costanza e precisione ogni set di più. 14-12, ancora un cambio tra Arrighetti e De Gennaro. Borrelli, Dalligna mette in difficoltà il muro avversario, vince questo duello a rete su una palla che era forse già più punto Pesaro che altro, finta il colpo al tunnel del cuore, va a coprirlo, poi la palla semplicemente le si adagia sulle braccia. 13-14, Borowska sbaglia l'impatto con il pallone, colpisce davvero troppo basso, ma è giusto che provi a forzare il servizio. 15-13 in favore di Pesaro. Per Vicenza si tratta del terzo errore da servizio, gli altri due sono stati commessi da Borrelli e da Ghirisilo. Prova adesso ad attaccare la seconda linea, la polacca è imperiosa nel suo stacco. 14 Vicenza, 15 Pesaro. Gara assolutamente in bilico, a tratti Pesaro avanti, a tratti Vicenza riesce a giocare alla pari, anzi a rosicchiare qualche punto in più. Berg, Rinieri, gran copertura difensiva di Smolowska, Dalligna, Borrelli, il colpo difeso bene da Sheila. Berg chiama la brasiliana dalla seconda linea ed è lungo il colpo. E allora parità, 15 pari, il lunghissimo inseguimento della Ceminetti Vicenza è giunto al capolinea. 15 pari, la gara, il set può reiniziare da qui a questo punto. Ghirisilo, la sua botta, secondo errore di servizio per la serba. 16-15, allora noi andiamo a sentire cosa sta accadendo sulla panchina della CIA Vicenza. Non può fare il pallone, ok? Non andiamo così indietro, ok? Stefi, qui con la pacca variamo tanto, B, fast, davanti, variamo il più possibile, sì. Appena abbiamo la palla, raga, possiamo farla in mani fuori di qui, sul 2, però dobbiamo prenderla un po' più bassa, la prendiamo troppo alta, non troviamo le mani. Ok raga, andiamo, dai. Manu Benelli
ci crede, chiede un po' di fantasia in più in attacco, un po' più di coraggio nel scegliere di picchiare duro con le mani del muro avversario. In effetti mano fuori, e Vicenza fino adesso non li ha cercati, sempre cercato di piazzare il colpo, di tirare delle micidiali botte, e Abbondanza è decisamente più scontento di quanto non lo sia Manu Benelli. Ha rimproverato il ragazzo facendo scaldare l'intera panchina a disposizione, forse potrebbe decidere anche qualche cambio, tanto libero Ferrari con una stessa panchina, solita rotazione. Martina Luigi al servizio. 16 Scavolini, 15 Vicenza. Ierisilo, Dalligna, Borrelli, il suo colpo, non riesce a difendere la brasiliana, gira, nuova qualità, 16 punti a testa. Torna dentro Righetti, si riaccomoda fuori come di consueto Molchi De Gennaro, mentre il turno di servizio di Stefania Baccagnella. Su Del Core, Berghe chiama palla, Vinieri riesce a difenderla, poi Dalligna tenta di sistemare una palla impossibile, nulla da fare. 17-16, allarga le braccia Manu Benelli, non gradisce la, come sta di questa palla, in effetti qualche ingenuità di troppo nella CIA Vicenza. Berghe piazza il colpo su Borrelli, Dalligna, palleggio rovesciato per Arrighetti, fa buona guardia il muro di Rinieri, prova a replicare la stessa palla, troppo arretrato, non può attaccare, può fare invece adesso con Rinieri, l'attacco è buono sulla linea, uno sguardo di Smolowska, di Erisilo, e anche lo sguardo, diciamo, c'era tutto il disappunto per Tesseria, non avevo detto guarda che fortuna la nostra avversaria, ma il concetto era più o meno quello lì. Berghe, ricessione con difficoltà, poi c'è l'attacco toccato dal muro. 19-16, un momento ancora di semi blackout di Vicenza, incassa ancora 3 punti con Stefano Sega, intanto si prepara il campo, e dentro la giapponese e Shin, fuori la serba Ierisilo e la stella giapponese ha il compito di provare a raddrizzare questo set che sembrava raddrizzato. Ancora il terzo momento di pausa di Vicenza, appunto all'inizio quando si trova sotto sul 6-2, poi a metà gara tornando sotto 13-8 e adesso gli è ricevolato fino alle 16. Tanto prova Arrighetti a passare, le dice di no Simone Rinieri con il suo muro vincente. 20-16 e chiama adesso time out Manu Benelli, ma noi andiamo invece ad ascoltare cosa deve dire Marcello Abbondanza alle sue ragazze. Dobbiamo alzare il ritmo e non adeguarci a loro, e invece l'abbiamo fatto. Adesso brave, teniamolo alto, non caliamolo. Questa è una fase dove hanno dei problemi, adesso stiamo stretto sia sulla 7 che sulla palla di là c'è la Borrelli, ritardiamo tanto il tempo di salto. Se fa la seconda linea, muro a 3 e 2, attenzione ai pallonetti, ma il pallonetto, stiamoci attenti anche alla Borrelli, mezza via su quella situazione. Andiamo via! Allora, avete sentito, Abbondanza è ovviamente soddisfatto, 4 punti consecutivi, 5 negli ultimi 6 palloni caduti a terra. Intanto si prepara anche il cambio di palleggiatrice in Vicenza, dentro Maddalena Gliva, fuori Stefania Dalligna. Vediamo, gioca questa carta Manu Benelli, prova a cambiare il cervello di Vicenza. Berghe, gran botta la sua, buona giocata di De Gennaro, la prima palla di Giriva, un mezzo pasticcio, non partono ragazzi dalla seconda linea, la botta, non riesce Shin a difendere l'esordio nel set di Magdalena Sliva, non ha dato sicuramente gli effetti voluti. Vicenza incassa il quinto punto consecutivo, turno infinito di servizio di Berghe, tra l'altro ha una palla è forte piazzata, è un problema insomma. Sliva, la botta di Valentina Borrelli, un pizzico di fortuna ma molta attenzione del muro di Pesaro, ancora Sliva per Borrelli, va a difendere molto bene Del Core, Berghe il suo palleggio, Rinieri poi mano fuori
applausi per le sue ragazze di Marcella Abbondanza, applausi in modo particolare per il gran palleggio di Berghe che spalle alla rete praticamente ha raccolto una palla da terra, poi applausi per Simona Ranieri che da chiudere un colpo affatto facile. 22-16, Borrelli, De Gennaro difficoltà in ricezione, prova a chiudere il colpo Valentina Borrelli, non riesce a farlo, ci prova adesso Simona Ranieri dall'altra parte, buona ricezione di Vicenza, può attaccare sempre con Borrelli, buonissimo il muro di Pesaro, adesso l'alzata è per Simona Ranieri, tenta la diagonale sul muro, Arrighetti, Sliva, Arrighetti, il primo tempo vincente confezionato dalla coppia di Vicenza. 22-17, dopo 6 punti consecutivi Vicenza riesce finalmente a frenare il grandissimo momento della Scavolini Pesaro. Al servizio la palleggiatrice polacca Purari, Berg, Makulewicz, non passa il palla, poi prova Skomorowska, la buona guardia del muro, Sliva, ancora un primo tempo con Valentina Arrighetti, fischia come dice la sua maglia, il punteggio adesso è di 18-22. Ancora Magdalena Sliva, tra l'altro come rendimento è la seconda palleggiatrice del campionato italiano. Occasione adesso d'oro per Sliva e compagni, Skomorowska prova a pensare il colpo del Core, va a colpire la Sicella, ancora un punto per Vicenza e fanno 3 consecutivi, 19-22, sono ancora 5 le lunghezze da recuperare, time out. E allora noi andiamo a sentire cosa da dire Manu Benelli alle sue ragazze in un buon momento questo. Facciamo fatica a cambiare, a fare cambio palla, dobbiamo affidarci al mani fuori, dobbiamo giocare col muro. Invece vogliamo entrare fuori dal muro, facciamo fatica, ok? Proviamo le mani fuori, tranquille, proviamolo, se lo sbagliamo amen. Ok, Magdi, dai in battuta, tira pure, tira. Raga, battuta e battuta. Allora, avete sentito, nonostante i 3 errori nati in battuta, Manu Benelli chiede a tutte di forzare il servizio quanto più possibile, quel battuta. Significa che Maddalena Sliva, che è dotata tra l'altro di un buon servizio, 7 gli ace messi a segno nel corso di questa stagione per lei, parliamo ovviamente del campionato, unicamente dati relativi al campionato. Intanto la ricezione di Rinieri, Antonella Del Core, infila, prova a attaccare, non... sì, c'è il tocco del muro, viene segnalato con un leggero ritardo Luca Sombrero e Fabrizio Pedano, comunque hanno visto benissimo. Il replay di Gino Gotti aiuta a vedere anche il tocco. 23 Pesaro, 19 Vicenza in servizio. Simona Rinieri, De Gennaro, Sliva, tentativo pallonetto di Borrelli senza gran costrutto a giocare così e poi arriva la volta fuori però di Pesaro. 20-23, 3 punti da recuperare per Vicenza. Una gara ancora in bilico, certo i 3 punti di vantaggio non sono paghi a questo punto, ma si pensa a toglierla dal bilico, mettiamo così, dell'equilibrio. Scila segnando il punto numero 24 e adesso la palla setta a disposizione della Scavolini Pesaro è nelle mani di Kinga Makulewicz. Corto su Shin, Sliva non passa, anzi non solo non passa, si becca anche la murata la polacca Katarzyna Skomorowska. Si chiude il primo set 25-20 in favore della Scavolini Pesaro che indubbiamente complessivamente ha giocato decisamente meglio della CIA Minetti Vicenza. L'abbiamo già detto nel corso della cronaca, ricordiamo la Vicenza ha avuto un blackout a inizio gara, si è trovata sotto per 6-2, poi la rimonta fino al 10-8, poi nuovo momento di pausa, altri 5 punti incassati, 13-8, nuova rimonta, 15 pari, 16 pari, poi quella serie infinita di servizi di Lindsay Berg che hanno creato non pochi problemi e 6 punti, 22-16 e di fatto poi il set intanto è stato in parte raddrizzato da 3 punti consecutivi di Vicenza e poi è volato Veli. Si chiude 25-20 con 5 punti di vantaggio della Scavolini Pesaro che indubbiamente ha giocato sicuramente meglio, indubbiamente in fase di
di rigiocata, in fase di collegamento tra muro e attacco. Ma diamo un'occhiata alle statistiche del set. La atleta con più punti in Vicenza è Valentina Righetti, 5 per lei, 3 per Smolowska e per Stefania Paccagnella, 1 per Valentina Borrelli, 2 per Ivana Di Risilo. Per quanto riguarda invece la Scavolini Pesaro, 6 punti di Simona Rinieri, 4 di Kinga Mikulewicz e di Antonella Del Core, 3 di Scila e 2 di Martina Guigi. Diamo anche un'occhiata a questo punto agli altri dati, quelli decisamente più favorevoli, purtroppo per Vicenza, buon per Pesaro. Decidete voi da che parte guardarli questi dati. Muri 3-0 per la Scavolini Pesaro, ma non avevano dubbi. Per quanto riguarda le principali in attacco, 52 Pesaro, 41 Vicenza. La ricezione invece è abbastanza simile, ovvero sia un 43 contro 44 per quella perfetta, un 46 contro 69 e quella positiva. Il problema sono forse gli errori in ricezione, 3 contro 1, tutto lì, 4 errori in battuta per Vicenza, nessuno per Pesaro. D'altronde Vicenza è costretta a picchiare un po' di più, a rischiare qualcosina in più in servizio, nella speranza che la Scavolini Pesaro abbia qualche problemino in più. Ultimo dato, un punto ogni 3 ricezioni, punto 11 per Vicenza, ogni ricezione punto 7 per Scavolini, e questo è un dato praticamente doppio. Per quanto riguarda i punti break, 1 ogni 4 battute per Vicenza, 1 ogni 2-8 per la Scavolini. Dicevo, gara 7 strameritato per Pesaro. Le statistiche non fanno altro che sottolineare quanto abbiamo visto in campo. E allora, secondo set, ricordiamole, si gioca con gare di andata e ritorno. Conteranno a quel punto in caso di una vittoria a testa la differenza set, in caso di numero pari di set si giocherà un set supplementare, ma questo sì sarà un problema delle gare di ritorno. Intanto Valentina Borelli, il mano fuori invocato da Manu Benelli, arriva 1-0 per Vicenza. Ancora Magdalena Sliva in palleggio, in servizio. La ricezione sbagliata di Del Core, la recupera comunque in qualche modo per di pallonetto, butta via una grande occasione. Di Risilo ci riprova Puerari. Berg, seconda linea di Del Core, la Nastro rallenta il suo colpo, Mikulewicz non chiudono il colpo da parte dall'altra, ci prova adesso Borrelli, va a recuperare la palla a terra Gennaro, Sliva, chiede ancora Di Risilo, poi c'è il muro vincente di Kinga Mikulewicz, arriva il quarto muro complessivo di Pesaro contro gli 0 di Vicenza, 1 pari. Questo è stato lo scambio più lungo, ma anche la fiera dell'errore da una parte e dall'altra. Si sarebbe potuto chiudere appunto ben prima. Mochi De Gennaro sul gran servizio di Berghe prova e riesce molto bene Valentina Borelli a chiudere il colpo con la sua diagonale al traiettoria, non ci arriva. 2-1 vitale a questo punto per Vicenza avere trovato subito il cambio palla nel turno di servizio di Lindsay Berghe, che prima ha trovato una super positiva di 6 punti. Arriva ancora problemi in ricezione per Pesaro, prova e trova un buco enorme in zona 5. Ivana Di Risilo, 3-1. È partita molto bene Vicenza, sta forzando il servizio, sta peggiorando in maniera decisiva la ricezione della Scavolini Pesaro. Berghe chiama Scila, il tentativo di copertura di De Gennaro, Sliva, Mikulewicz, le mani di Righetti a muro, può costruire il secondo attacco con Scila, ancora un po' a sporcare il tuffo di Borrelli, poi il tentativo di attacco di Chin e sotto rete a valere sono i centimetri della brasiliana Scila, che sono 186 rispetto a quelli della giapponese Chin, che sono 175. Gli 11 centimetri più valgono il punto, varrebbero il punto, ma arriva anche l'invasione, avete visto, della brasiliana, quindi 4-1 e c'è un'altra infrazione, la palla decisamente
accompagnata l'errore in palleggio di Maggie Levitt, non è d'accordo la polacca con l'arbitro e il punteggio adesso è di 5-1. Grande avvio di Vicenza, bruttino a dir la verità anche quello di Pesaro. Scila la diagonale, quella buona, 2-5. Quasi il momento del cambio con Ferrari e Guigi che dovrebbero cambiare, ma non è ancora il momento. La palla passa molto bassa, Borrelli, Sliva, Ghirisilo, il muro a sporcare, Berger chiama palla, Michael Levitz mette in movimento ancora Scila, la difesa di Monkey De Gennaro, Sliva per Shin, la botta della giapponese, è largo il suo colpo, ha provato a ruotare il polso, a trovare l'attacco in banda vincente, l'errore. Vale il terzo punto per la Scavolini Pesaro che adesso è sotto per 3-5 con al servizio Simona Rinieri, De Gennaro, Sliva, poi c'è l'incomprensione con Arrighetti, forse la palla non era nemmeno per lei. 5-4, 3 punti consecutivi di Pesaro che ha raddrizzato un set che sembrava decisamente storto, suggerisce dove battere, c'è l'abbondanza. Borrelli, Liva, Righetti, il primo tempo, quello vincente, 6-4. Abbondanza chiede alle sue ragazze un muro decisamente più invadente, un muro tetto, non come sarà fatto adesso su queste palle rapide di Vicenza. Vedremo se gli daranno ascolto. Del Core, prova di forza, la copertura di Borrelli, Ghirisilo, il muro mette fuori causa Ramona Ferrari, 7-4. Una Cia Minetti decisamente più agile in campo, con più varietà in attacco, con un servizio decisamente più incisivo rispetto a quello del primo set, e qui c'è l'errore di Arrighetti nel servizio ed è il quinto errore complessivo del servizio, il primo di questo set per la Cia Minetti. Ancora nessun errore per Pesaro, sotto di 5-7. Borrelli, Sliva, Shin, la giapponese finalmente per i suoi tifosi passa. 8 Vicenza, 5 Scavolini Pesaro, e noi andiamo proprio dalle biancorosse di Pesaro. Quando aiuti sulla 7, quando aiuti, devi buttare tutte le mani, tutte di qua, così, non alta, così, perché ti passa qui, centrale gliele butta ma non ci arriva, tu sei solo alta, buttale di più. Con la Takashi stai più larga e poi le butti dentro lo stesso. Se vedi che fa la 7, provi, ma tutta così. Però ci vuole un pochino più di serenità e un pochino più di verva. Ci stanno toccando troppo a muro, ci stanno toccando dentro al campo. Ci devono toccare, deve uscire la palla, se no entriamo nei buchi, ok? Dall'altra parte Manu Benelli ha avuto un lungo colloquio, diciamolo così, con Ivana Ghirisilo, la schiacciatrice di Belgrado, seconda stagione a Vicenza. Sta giocando tra l'altro molto bene Ivana, ma è il suo turno di servizio, questo quindi penso che la parte del colloquio sia proprio stato riservato a questa palla, a come va. Tra l'altro Ivana ha già commesso 2 errori, le chiederà di forzare sì, ma non di buttarla via. Il servizio buono comunque, Berger, Scila, la gran difesa di Borrelli, Sliva, seconda linea di Ghirisilo, il muro tocca Berger, recupera a terra una palla incredibile. Secondo Luca Sobrero, e per quanto vale anche secondo la mia prima impressione, la palla ha toccato terra una frazione di secondo prima che il Berger la recuperasse. Il replay aiuta a capire o a non capire, insomma, decidete voi. 9-5. Berger, Del Core non può toccare una palla troppo arretata, Sliva, Ghirisilo, muro vincente di Martina Luigi, e fanno 9-6, e sono 6 i muri della Scavolini Pesaro, 4 nel primo set, 2 in questo secondo.
latitante ancora il muro di Vicenza. Shin, Sliva, ancora al muro, una palla recuperata incredibilmente da De Gennaro, poi Shin va a chiudere il colpo con un gran lavoro di Bolsoma. Metà punto Shin, metà punto Monica De Gennaro, che ha recuperato da terra una palla murata che sembrava dovesse fare il buco a terra. 10-6, 4 punti di vantaggio per la Cia Minetti, la giapponese al servizio. Rinieri, palleggio di Berghe per Grigi, punto per Scavolini. Pesaro va per la Cia Minetti, va a toccare l'asticella al colpo di Martina Guigi, chiama time out Marcello Abbondanza e noi torniamo proprio sulla panchina del tecnico della Scavolini Pesaro. Bene, fino in fondo, composte, manine di là. Abbiamo gli occhi così, stiamo aspettando, facciamo le cose. Se le sbagliamo convinte va bene, ma se siamo lì che aspettiamo la battuta, il muro, l'attacco, andiamo noi, sbagliamo, va bene, ma facciamolo convinte, forza! Insomma, deve essere la sua Pesaro a fare il ritmo. Pesaro non deve giocare con il ritmo che gli sta imponendo Vicenza, un ritmo davvero molto buono, sempre avanti Vicenza in questo set. C'era sogno di avvicinamento sul 5-4 dopo 3 punti consecutivi di Pesaro, poi ha riallungato con costanza e Vicenza negli ultimi 8 palloni caduti a terra, 6 punti per la Cia Minetti, 1 e 2 solo per la Scavolini. Palla in mano ancora a Vicenza, Miyuki Takashi, ovvero sia Shin. La palla è al limite purtroppo per Vicenza, buon per Pesaro e fuori. È il 6º errore di servizio per Vicenza, punteggio adesso di 7-11, il primo errore della giapponese. Sliva chiama l'intervento a Borrelli, questa volta la palla non è dentro, non c'è tocco a muro. 11-8, 2 punti consecutivi di Pesaro che prova a avvicinarsi. Antonella Del Core, la sua botta, Borrelli, Sliva, seconda linea di Erisilo, il muro va a spaccare il colpo Del Core, Berghe, il pallonetto di Scila, De Gennaro, il suo tuffo, poi Borrelli sul palleggio di Sliva, sporca il muro di Pesaro. Berghe chiama l'intervento adesso Rinieri, non c'è tocco del muro, non ha trovato le mani del muro avversario la signora Denis, punto numero 12 per la Cia Minetti. Stefania Paccagnella al servizio, palla su Del Core, Berghe, Rinieri, provano a opporsi ma Magdalena Sliva paga in centimetri e si attacca sul suo muro. 9-12, Martina Guigi a servire, ha avuto ordine di forzare, infatti picchia al salto su Shin. Sliva, il tentativo, inventa un gran numero Valentina Arrighetti, ha visto che Pesaro si era mosso per andare a coprire le spalle del muro per come dire, mettere una toppa sul suo finta di primo tempo, ha visto il varco in zona 5, ha depositato lì la palla, gran punto questo. 13-9, ricezione di Rinieri, seconda linea di Scila, il bolide, gran difesa di Mochi De Gennaro, poi l'attacco di Erisilo per recuperare la palla Del Core, Rinieri il suo palleggio dall'altra parte, Shin, Sliva per la seconda linea di Erisilo, il tentativo di salvataggio, può solo palleggiare, poi il muro vincente anche con un pizzico di fortuna, ma strameritato questo punto della Cia Minetti. Vicenza 14-9, Pesaro costantemente in affanno in questo scambio ancora una volta. Punto nato da una grandissima difesa di Mochi De Gennaro e adesso c'è l'esordio in Serie A1 di Valentina Vedin. L'avevamo già vista giocare alla Roma al Memorial in ricordo, nella festa in ricordo di Mimmo Fusco organizzata da Mario Mazzioli. Adesso prova Manu Benelli a giocare anche questa carta sul 14-9, mette dentro Valentina Vedin, classe 87, all'esordio in
in A1. Perché il problema, ve l'avevo già accennato, purtroppo per Vicenza, Mochi De Gennaro ha problemi intestinali, influenza che l'ha messa alla dura prova, sta uscendo dal campo con crampi allo stomaco e facciamo i nostri auguri e adesso una Mochi De Gennaro straordinaria. Fino adesso è una perdita importante per Vicenza, ma Valentina Bedin a Roma gli ha fatto vedere grandissime cose, tra l'altro contro la nazionale, una nazionale arrangiata in quell'occasione, ma aveva giocato, ma la vedo con grandissima interesse. Intanto anche il medico di Vicenza segue Mochi De Gennaro negli spogliatoi, ma il problema insomma purtroppo conosciamo, influenza intestinale. Intanto Machilewicz, il muro di Borrelli non è fortunato, la palla va fuori, 14-10, questa sorta di time out, chiamiamolo così, è stato tutto a vantaggio della Scavolini Pesaro, oltre allo scena di campo di Mochi De Gennaro. Berghi in servizio, Borrelli, Sliva, Dierisilo, la gran difesa di Puerari, Berg per la botta di Rinieri, Shin in copertura, Sliva chiama ancora, questa volta il primo pallone in A di Valentina Bedin e Machilewicz. In questo momento mi sembra che Vicenza sia più preoccupata a coprire Valentina che a giocare, devono rilassarsi un po' tutte, infatti Manu Benelli chiama il time out. Ora noi andiamo a ascoltare cosa sta accadendo sulla panchina del CA Minetti Vicenza. Sei tu in 5, tranquilla, dai raga, come se fosse Mochi, uguale, ok, già giocato con noi, con calma e tranquillità, ok, cominciate, continua a giocare col muro, ok, Magdi, quello che vuoi adesso, giocare anche in apertura, ok? Fischia, quello che dicevo prima, salti molto dritta a muro quando arrivi un po' in corsa, prova a scomporti un po' con le braccia, cioè non senza volare, però dai, e allora avete sentito il primo commento di Manu Benelli, esattamente quello che avevamo purtroppo per Vicenza notato ampiamente. Le ragazze preoccupatissime per l'uscita di De Gennaro hanno pensato a coprire 2 volte palle che erano di Valentina Bedin, devono rilassarsi tutte. Valentina a Roma ha fatto vedere cose davvero buone. Intanto guardate, questa è un'ottima ricezione, Sliva, Dierisilo, problemi, prova comunque Puerari, la copertura, Rinieri potrà solo palleggiare, Dierisilo, Sliva, seconda linea di Borrelli, non passa oggi Valentina con la consueta facilità però, Scila, la palla è larga sulla banda, controllata da Valentina Bedin, 15-11. Borrelli, Del Core, Berg per il fast di Simona Rinieri, 12-15. Poi è la stessa Simona Rinieri andare in battuta. Sliva il primo tempo vincente di Arrighetti, 16-12. Allora questa volta è il turno di andare a sentire Marcello Abbondanza e cosa da dire al suo. Allora abbiamo la palla di andare a 2, tiriamo fuori di 4 metri con le palle super e un buco di muro così, o ti svegli o se no facciamo fatica. Quella è l'altra, abbiamo l'aiuto dell'Anto, ci passa sotto, chiedo solo di entrare con le mani di là, gira nella fase 6, gira su uno, guardate me, guardate l'ora è fatto, sei libero raga, battiamo su quello, ancora una volta forte, si dilega là. Ancora una volta obiettivo dei rimproveri la brasiliana Scila, perché si aspetta Scudo Maggiore, poi avete sentito, c'è il libero, battiamo forte su di lei e quindi Valentina Bedin adesso sarà sottoposta al fuoco dei servizi della Scavolini Pesaro. Manu Benelli ha dato consigli alla sua giovanissima ragazza, c'era stato all'esordio di Giuseppina Starita lo scorso turno, oggi c'è quello di Valentina Bedin e intanto per il momento il libero si accomoda, libero di Vicenza si accomoda in panchina e Arrighetti va a servire. Qui 16-12 in favore della squadra di casa.
Puerari, Berghi e Makulevich, non c'è copertura, arriva anche con un attimo di ritardo a Magdalena Sliva, ma c'è davvero poco da fare. Tanto il cambio di nuovo tra Arrighetti e Bedin. Campo da asciugare, 13-16 in favore della Gianninetti Vicenza, che sta giocando ovviamente alla pari con la squadra Bergamo in testa al campionato. Davvero una gran giornata questa per Pesaro. Poi vediamo cosa uscirà. Sliva, Borrelli, la palla e Pacagnella, scusatemi, il suo attacco è però largo. 16-14, Zini fa sotto Pesaro, era sul 14-9, 5 punti di svantaggio, adesso ne ha solo 2. Bedin in ricezione, Sliva per Pacagnel, per la non passa, poi Del Core tenta di passare il colpo, Bedin prova a difendere la palla, Sliva, Shin. Applausi per il giovane libero per dal palazzetto di Vicenza, e poi la brasiliana Scila va a chiudere il colpo. 15-16 e adesso Pesaro è davvero lì, ha dilapidato i 5 punti di vantaggio la Gianninetti Vicenza. Adesso Scavolini Pesaro può provare. Makulevich, Borrelli, Sliva, Shin non chiude, Makulevich in copertura, Berghe chiama ancora Scila, la palla sul muro, Sliva per Shin, ancora un muro vincente da parte della Scavolini Pesaro. La brasiliana Scila rimbrottata 2 volte da Mortello Abbondanza e decisamente migliorata. 16 pari. Allora andiamo a capire cosa sta accadendo sulla panchina di Vicenza. Vicino e apriamo con Cina, ok? Ok, o 2 o anche veloce, proviamo a super. Anche 7 e super, però secondo me sulla 7 adesso non ci stanno più. Se dai 7 super puoi aprire anche dietro, ok? Andiamo, dai raga, tranquilli, dai. L'importante è che non entriamo lì sul muro, giochiamo la palla, dai raga. Più che l'effettiva perdita di Monti De Gennaro, semplicemente straordinaria oggi, Vicenza sta pagando lo shock per l'uscita dal campo del libero titolare, sta facendo confusione, si è davvero persa da quando è uscita De Gennaro. Ha incassato 6 punti mettendo a terra un solo pallone, deve reagire, altrimenti la gara è a senso unico. Sliva prova il primo tempo con Pacagnella, non passa, poi passa invece molto bene Scila, è sempre sotto Pesaro in questo set, mette a terra il quinto pallone consecutivo e va in vantaggio. 17 Pesaro, 16 Vicenza. Ierisilo, Sliva, Shin, la palla è larga, è il secondo errore in attacco, sta mancando anche la fortuna alle ragazze di Manu Benelli. 18-16, sesto punto consecutivo Scavolini Pesaro. Kinga Makulevich, Bedin, Sliva, Ierisilo e punto interrotta la serie incredibilmente lunga di palloni a terra di Pesaro con questo 17-18. Ierisilo, Puerari, qualche problema in ricezione, il palleggio di Linieri, Sliva, Shin trova buona botta sul muro, si arrabbia ancora una volta con Luigi Scila. Abbondanza, anzi in questo caso è Martina la ragazza rimbrottata, come ha operato il muro. 18 pari. Ierisilo sul Puerari, Berghe chiama l'intervento del Core, recupera la palla Sliva, poi Shin, la palleggiatrice polacca prova a fare punto, Rinieri si oppone, Scila, la gran copertura di Borrelli, Bedin, Ierisilo non piazza la botta, Berghe chiama l'intervento nella del Core, buona potenziale di Ierisilo, la palla direttamente dall'altra parte, brasiliana Scila prova a attaccare e va a farlo nella zona coperta da Valentina. Bedin, 19 Pesaro, 18 Vicenza. In servizio la scacciatrice di Belo Horizonte, alla seconda stagione a Pesaro.
Sliva, la seconda linea di Erisilo, sporcato dal muro. Berg mette in movimento Scila, arriva in ritardo, non si aspettava il colpo. Paccagnella per Shin, il recupero di Puerari, il pareggio rovesciato di Berg e Luigi, la copertura difensiva di Borrelli, di Erisilo e la Shin a tentare di chiudere il colpo. Arriva l'ennesimo errore di una serata così di Miyuki Takahashi. Sono già 4 gli errori in attacco della schiacciatrice arrivata dal Red Rockets, il club di A1 giapponese. 20-18, stanno indubbiamente mancando i suoi punti. Scila, Borrelli, Sliva, Shin, la gran difesa di Puerari, Rinieri, il palleggio di Del Core, Bedin, Sliva tenta il veloce Stefania Paccagnella, arriva invece il 21esimo punto, dentro Cinzia Rondon, fuori Lindsay Berg, quindi cambio di palleggiatrice per questo finale di set. Ovviamente sono i centimetri a muro, dentro anche Skomrowska e fuori di Erisilo per quanto riguarda invece Vicenza. Quarto servizio di questa serie per la brasiliana Sheila Tavares de Castro. Sliva per Shin, la palla rimane lì sulle mani di Giulia Rondon e quindi adesso chiede spiegazioni Rinieri, quindi palla, il fallo di palleggio, nuovo cambio fra le due palleggiatrici. Cinzia andrà per offrire i centimetri in più a muro, non è soddisfatto Marcello Abbondanza. E allora 19-21, Berg per Martina Guigi, il fast tra le due. 22-19 Pesaro. E adesso si è un po' ripresa dallo shock della perdita di Monica De Gennaro alla Cia Minetti, ma certo ha perso il vantaggio pure sotto. La seconda linea di Skomrowska murata da Martina Guigi e Pesaro è padrona della rete. I muri sono tutti dei biancorossi, ma dei biancorossi di Pesaro, non dei biancorossi di Vicenza. Intanto nuovo cambio di palleggiatrice in Vicenza, fuori Magdalena Sliva, torna dentro Stefania Dalligna. Borrelli, Dalligna ancora per Borrelli, Del Core, Berg in copertura, poi il palleggio di Del Core, Bedin per Dalligna, il fast con Stefania Paccagnella. 20-23. Fuori Bedin, dentro Arrighetti, la consueta rotazione operata da Manu Benelli con Stefania Paccagnella. Al servizio Berg per Rinieri, Stefania Dalligna paga i centimetri che le mancano. Punto numero 24-20. Prima palla set a disposizione della Scavolini Pesaro con Martina Guigi. Botta per Borrelli, Dalligna il primo tempo con Valentina Righetti, ma è in largo. Finisce anche qui il secondo set con l'identico punteggio del primo, 25-20 in favore della Scavolini Pesaro. Questo set ovviamente segnato dall'uscita dal campo di Monica De Gennaro. Fino a quel punto c'era in campo un'altra Vicenza, fino a quel punto Vicenza era avanti, poi ha incassato la bellezza di 6 punti consecutivi. Da 16-12 in vantaggio è passata al 18-16 in svantaggio, poi ha continuato a cedere punti e non riuscire più a tenere il ritmo, ma fino all'uscita in campo di Monica De Gennaro in questo secondo set Vicenza aveva giocato alla pari, se non forse qualcosina meglio addirittura della Scavolini Pesaro. Vicenza deve liberarsi da questo shock della perdita del suo libero titolare. Se riesce a giocare con più tranquillità è in grado
tornato di giocarsela con la Scavolini Pesaro. E poi comunque è importante, in virtù della differenza 7 in caso di una vittoria per parte, evitare per quanto possibile di cedere le armi a zero. Anche un set potrebbe essere decisivo per raggiungere la Final Four di Perugia, che si giocherà, ricordiamolo, l'11 e il 12 febbraio prossimi, mentre il turno di ritorno dei quarti si giocherà l'8 febbraio. Per quanto ci riguarda poi Scavolini Pesaro, indubbiamente a muro sta facendo ciò che vuole. I 4 muri del primo tempo ne ha messi a segno altrettanti anche in questo set. È difficile per la CIA Minetti riuscire a mantenere il controllo del gioco. Ma allora, come delle statistiche, andiamo a vedere innanzitutto chi ha messo più palloni a terra: 5 per Ivana Dierisilo e Shin, 3 per Arrighetti, 2 per Borrelli, 1 per Stefania Paccagnella. Per quanto riguarda Pesaro, 5 punti di Scila, 4 di Rinieri, 3 di Machiulevic, 1 a testa per Guigi e Belcore. Il conteggio dei muri è di 3-1 in favore della Scavolini Pesaro. La posizione d'attacco migliore nonostante tutto quella di Vicenza, 31% contro 26, percentuali piuttosto basse, però ricezione migliorata decisamente quella di Vicenza, quella positiva è il 75%, era del 46 nel primo set, è rimasta praticamente identica e quella perfetta, 43 contro 46, valori assolutamente simili anche quelli di Pesaro. È peggiorata solamente la ricezione buona, ma ha sofferto l'inizio di Vicenza e con ricezioni sbagliate. Ultima occhiata alle ricezioni con i cambi palla, un punto ogni 2 ricezioni e 67 per Vicenza, sono 1.9 per Pesaro. Per quanto riguarda i break point, anche in questo caso sono favorevoli a Vicenza, 3 battute per ogni break point, ne sono state necessarie 6 invece alla Scavolini Pesaro in questo set. 2-0 per la Scavolini Pesaro, 25-10, 25-20, 25-20 per salire 2-7. E allora andiamo a vivere le emozioni anche del terzo set. Le biancorosse di Pesaro battuta, le biancorosse di Vicenza in ricezione. Shin Liva, che è tornata al ruolo di palleggiatrice, pallonetto di Valentina Righetti, non sortisce alcun effetto. Scila in attacco, Bedin non riesce a difendere sull'attacco della brasiliana. 1-0 Pesaro. Ancora Lindsay Berg, lungo. È il primo errore della partita da servizio di Pesaro e arriva nel terzo set. Per quanto riguarda la CIA Minetti Vicenza, 4 errori nel primo set, 2 nel secondo. 1-1, 2-1 dicevo. Si alza l'urlo Vicenza dei pochi ma rumorosissimi tifosi delle biancorosse di casa. Berg, Machiulevic, Skomrowska in copertura, poi la combinazione da Sliva e Arrighetti, rapidissima, non lascia scampo. 2 pari. Magdi, Sliva in servizio. Arriva l'errore ulteriore, porta in vantaggio per 3-2 la Scavolini Pesaro. Kinga Machiulevic, Shin, Sliva, Valentina Borrelli mette giù finalmente una palla. Oggi stanno mancando i punti di Valentina Borrelli, non che non stia mettendo a terra palloni, però da lei 3 punti complessivi sono pochi. Ci si aspetta sempre da Valentina un contributo ben maggiore. Intanto un punteggio di destra di 4-3 in favore della Scavolini Pesaro, che va al servizio con la brasiliana Scila.
Borrelli scende alla seconda linea, picchia forte sul muro alla ricerca delle mano fuori dall'alto muro con Del Core e Berg non particolarmente alto. 4 pari. Dentro Arrighetti, fuori Bedin, consueta rotazione. Pensavo che questa palla si sarebbe, penso poi Berg a chiudere, pensavo che questa palla non sarebbe mai passata, si era arrampicata letteralmente sul nastro, poi Berg ha approfittato di una palla ferma per schiacciarla a terra. 5-4, nuova cambio tra Bedin e Arrighetti con il libero che torna al suo posto, si ostacolano Shin e Borrelli, ne esce fuori addirittura un ace. 6-4. Antonella Del Core quindi torna a servire. Shin, Sliva, Borrelli, Bedin in copertura, Sliva questa volta per Skombrowska, passa la combinazione polacca tra Sliva e Skombrowska. 6-5. E adesso la ragazza di Cracovia al servizio, sbaglia ancora una volta completamente proprio l'impatto con il pallone. 7-5 è il secondo errore di Katarzyna Skombrowska, in entrambi i casi ha proprio colpito male la palla, semplicemente non ha esagerato né con la forza in quella direzione. Tanto gran servizio questo. Berg riprova con un altro pallonetto, questa volta viene coperto molto bene, poi Skombrowska si scontra con Sliva. Borrelli, c'è confusione nel metacampo di Vicenza. Gin svolge una situazione che era diventata davvero complicata, le sta cercando tutta e si chiariscono le due polacche dopo questo tamponamento, mettiamola così. 6-7, importantissimo per Vicenza non aver incassato il punto in questo frangente, e continuano a scambiarsi paroline le due polacche. Intanto Kinga Mikolewicz piazza la palla tra le mani del muro di Paccagnella e Borrelli, e allora time out, noi sull'8-6 per Pesaro. Noi andiamo a sentire cosa sta accadendo sulla panchina di Vicenza. Dai raga, abbiamo già cambiato faccia, stiamo lì fino alla fine. Un po' più di ordine ragazzi, c'è troppa confusione in campo, troppa, più ordine. Pacca, se decidi di saltare, rigide le mani, ok? Sì, sui primi tempi. Decidiamo di saltare, salta rigide con le mani, ok? Andiamo, cerchiamo almeno il rimbalzo buono. Raga, battuta nostra, forte! Raga, stiamo sbagliando battuta, battendo piano, questo non va bene. Sbagliamo battuta, ma almeno tiro forte. Andiamo raga, Ha ragione Manu Benelli, l'ultimo rimprovero era tutto probabilmente per Katarzyna Skombrowska, il suo errore l'avevamo già sottolineato anche noi, non era un errore dovuto a eccessiva potenza, ma proprio un colpo morto lì sulle mani, mai arrivato a destinazione come dovrebbe. Dall'altra parte Marcella Abbondanza ha parlato un po' più con Kinga Mikolewicz, l'avete visto anche adesso ancora qualche parolina con la sua centrale polacca. Tra l'altro anche lei oggi in buona giornata a Muro ha fatto vedere davvero buonissime cose, si è dimostrato una delle spine nel fianco di Vicenza. Allora 8-6 Scavolini, Berg al servizio, c'è ancora confusione, va a recuperare in tribuna una palla Sliva, Scinde può solo palleggiarla. Berg, Rinieri, gran difesa di Valentina Borrelli, Porari, Berg, il primo tempo con Kinga Mikolewicz, indifendibile questo colpo. 9-6, ancora una volta si è state indecise in due se ricevere o meno quella palla, si stanno ostacolando, non sono tranquille le ragazze di Manu Benelli. Shin, Sliva per Borrelli, largo il suo attacco, non c'è tocco. Valentina Borrelli chiede il tocco, dello stesso parere anche Manu Benelli, vediamo se replay può aiutarci. Una palla rapidissima. Bedin direttamente dall'altra parte la sua ricezione, Rinieri chiude il colpo. 11-6, 4 punti consecutivi
4 punti consecutivi di Pesaro. Lasciamo in pace Manu Benelli, andiamo a sentire Marcello Abbondanza. Lavoriamo su quel libero che ha un po' di problemi sulle situazioni di conflitto, ok? E i muri andiamo sulla tensione dentro, dai, vai! Non si molla un punto. Sì, avete Abbondanza, è vero, sulle situazioni di conflitto Valentina Bedin viene spesso anticipata dalle compagne. Non è nemmeno mancanza di fiducia nel libero costretto ad entrare per sostituire, ma di generare proprio preoccupazione, anche perché Monchi oggi stava giocando una partita assolutamente straordinaria. Non ha mai assorbito uscito dal campo per problemi crampi intestinali, diciamo così. Del libero titolare Vicenza, e da quel momento è un po' in sofferenza. Magdalena Giuliva, seconda linea di Conosca, con un pizzico di fortuna, ma picchiato fortissimo sulle mani del muro avversario la schiacciatrice di Varsavia, e quindi interrompe la striscia positiva di 4 punti di Pesaro. 7-11 adesso. Paccagnella, Del Core, Berg, la finta di Mekulevich, Scilla non chiude il coppolo, recupera, e poi Zverowska a attaccare, buono, secondo punto consecutivo della polacca. 11-8. E allora Paccagnella al suo terzo servizio di questo turno, la palla è per Puerari, Berg, Rinieri, questa volta non c'è tocco al muro, è largo l'attacco della signora Davis. 11-9, 3 punti consecutivi per Vicenza, e questo si porta a -2, ed è sempre il Makulevich, la finta con la combinazione, il muro di Borrelli e Righetti è superato. 12-9. Simona Rinieri in servizio. La scacciatrice di Ravenna, la seconda stagione Pesaro. Poi c'è il mano fuori al finale del Core sull'attacco di Arrighetti. Fanno 12-10 in favore di Pesaro, si riporta a -2. Si riporta a -2. Vicenza adesso è il capitano Magdalena Scliva. Rinieri, Berg, la veloce con Mekulevich non passa, ci riprova Scila, la difesa di Skowronska, quasi un miracolo di Scliva, sfortunatissima questa volta la palleggiatrice polacca, ha recuperato una palla incredibile, poi il destino ha voluto che andasse a impattare con l'asta, davvero sfortunata in questa occasione. 13-10. Kinga Makulevich. Piazza al colpo su Shin, Scliva, il primo tempo di Valentina Righetti, la finta di Kroska accanto a lei. 11-13, ritorna a -2 Vicenza. Valentina Borrelli, tra l'altro è la migliore schiacciatrice della stagione come rendimento. Del Core, non c'è tocco al muro, è lungo il suo attacco. 12-13. Vicenza -1, si scalda anche il Palaccia di Vicenza. Rinieri, Berg, Del Core, piazza al colpo, Scliva intuisce Arrighetti per Skowronska, la palla è a terra, chiamano fuori le ragazze di Pesaro, la chiama fuori Manuela. E la chiama fuori anche Marcello Abbondanza, ma non sono di questo parere gli arbitri. Quindi 13 pari, palla corta, Puerari in copertura, all'attacco, bellissimo di Scila della seconda linea, sfrutta molto bene questa Piper. 14-13 per la Scavolini, e adesso la brasiliana alla seconda stagione a Pesaro va in servizio. Shin, Scliva, ancora la giapponese, abbatte letteralmente Scila, trovata in controtempo sull'attacco in banda della giapponese. 14 pari. Rischia
trovato anche la pallata in faccia ed eccola lì Shin. Arighetti, Rinieri, Berg, ancora Scila, questa volta c'è Sliva in copertura. Il recupero di Turosca, l'attacco di Borrelli, difende bene, poi attacca con Del Core, ancora una difesa molto buona di Arrighetti, si va al pareggio rovesciato per Shin, il muro vincente di Antonella, Del Core, 15-14, soffre decisamente il muro di Pesaro, Vicenza e adesso Arrighetti torna in panchina, la rotazione con Sueta, con il libero, Valentina Bedini. Del Core. Gran botta su Borrelli, Sliva, Shin, non passa il colpo, pareggio rovesciato, gran muro di Shin, difende molto bene Rinieri, poi adesso va a attaccare ancora questa volta, vincente, 15 pari. La gara adesso sta diventando anche molto divertente, Vicenza non ha più nulla da perdere, si è quasi rilassata, mettiamola così. Caterina Swarovska, prima stagione per lei a Vicenza. Berg per Luigi, palla al limite sulla toccata dall'alto anche dal muro, 16 Pesaro, 15 Vicenza. Andiamo quindi a sentire cosa sta accadendo sulla panchina di Manu Benelli. Dai così raga, dai così, va bene così, sulla 7 continuano a beccare, quindi 7 e spinta con Shin va benissimo, ok? Quando se l'hai messa bene, anche coraggio ad aprire, ok? Dai raga, bene in difesa. La Del Core non ha ancora fatto pallonetti, sì, ha fatto dei palletti, stiamo attenti, lì non cade, ok? Lì non cade. Cambio qua dai. Raga, va bene. Vicenza decisamente più spregiudicata, intanto Stefania Paccagnella cambia due parole con Bedin, si stanno, come dire, dividendo i prossimi palloni, troppo volte in zone di conflitto c'è stata un po' di confusione in Vicenza, è importante che non sbagli più. Abbondanza da consigli anche a Simone Rinieri, come dire, allenatore aggiunto, chiamiamolo così, vista la sua grandissima esperienza. E adesso Pesaro 16, Vicenza 15, Martina Guigi al salto, Borrelli, Liva, Shin, passa ancora e passa ancora con lo stesso schema, 16 pari. La giapponese Del Core, Berg chiama l'attacco Rinieri, il muro con un po' di fatica, Borrelli recupera una gran palla e poi Katarzyna Swarovska piazza fuori una palla semplicissima, occhi al cielo di Manu Benelli, 17-16. L'americana Lindsay Berg, la sua botta, Shin, Liva, Paccagnella e la pasta è quella buona, 17 pari, anzi no, era uno schema largo, intanto dentro Arrighetti, fuori Bedin, consueta rotazione tra le due, Paccagnella su Puerari, Berg, Matulevich ha chiesto palla e non riesce il muro di Vicenza a opporsi, 18-17. Istruzioni di Abbondanza, Rinieri infatti piazza il colpo proprio su Bedin, riceve bene però Borrelli, questa palla andava gestita sicuramente in maniera diversa. Cambio doppio dentro Girisilo e Dalligna, fuori Sliva e Swarovska. Fuori le due polacche, dentro la serba e l'italiana. Si cambia di nuovo regia in Vicenza nella speranza di cambiare il corso della gara. Sotto di 2 punti adesso la squadra di Manu Benelli. Tutto pronto al servizio Simona Rinieri,
colpo è sempre su Bedin, Dalligna, Ierisilo non può far nulla, Lindsey Berger era in zona indecisa fino all'ultimo se intervenire o no su quella palla, poi l'ha colpita male, ha guardato dietro convinta che forse sarebbe potuto andare fuori, ma la palla sarebbe stata buona, giusto intervenire. 19 Pesaro 18, ancora un errore di Ierisilo in servizio, non vi dico l'espressione di Manubinelli, doppio cambio, di nuovo dentro Konoska e Sliva, fuori Ierisilo e Dalligna e Ierisilo, questa volta l'ha combinata grossa, mettiamola così, tra l'altro il suo terzo errore personale in battuta. 20-18 e in questo momento davvero non ci voleva. 20-18, tutto facile per Pesaro adesso. Scila ancora a colloquio con Marcello Abbondanza, mentre Filevizza al servizio su Bedin. Sliva va a recuperare la sua ricezione difettosa, c'è un po' di confusione in Pesaro. Berger per Scila, il muro di Vicenza, secondo attacco, Bedin copre molto bene questa volta, Konoska, il palleggio di Righetti non riesce però a ricostruire palle per attaccare Vicenza, la fa invece Del Core, no, pasticciano in fase di costruzione. 19-20, l'errore di Pesaro a tutto vantaggio di Vicenza che si riporta a -1 e adesso è Valentina Borrelli al servizio, 9 ace nel corso di questa stagione, la più pericolosa in servizio di Vicenza. Berger per Del Core, il muro sporca al colpo, Sliva a Righetti per Konoska, piazza il colpo, c'è il tocco del muro, 20 pari e si torna in completo equilibrio, recupera dei punti di svantaggio. Vicenza, time out, intanto si preparava all'entrare in campo Costa Grande al posto di Del Core, dobbiamo aspettare, andiamo a sentire intanto Abbondanza. Giochiamo con la Martina a 2 e la Sheila Super, o se no facciamo l'incrocio, quello che preferite. Dai raga, teniamo subito questa parte, dai. E allora 20 pari, lo schema sarà il consueto per Pesaro, battute probabilmente sempre su Valentina Bedin e arriva anche il cambio annunciato. Carolina Costa Grande, nata in Argentina ma ormai italiana, arrivata la scorsa stagione da Forlì, e fuori Antonella Del Core, napoletana da 3 stagioni a Pesaro. Berger, Scila, c'è mano fuori di Konoska, rimasta da sola a provare ad arginare la brasiliana, non fa temporizzare il Muratura Vicenza. 21 Pesaro, 20 Vicenza, ed è la brasiliana, tra l'altro è stagione buona la sua. Comunque Shin va ad attaccare una palla che sembrava troppo bassa per poterci fare anche davvero un gran colpo, questa della giapponese. 21 pari, si prepara il cambio tra Arrighetti e Shin, approfitta della pausa per asciugare il campo e dà istruzioni a Rubinelli già da Marchioron, e Shin va da istruzioni a Marchioron col suo 1,79, anche lei giovanissima, ha esordito il 22 gennaio scorso in Serie A. Il muro sfortunato di Konoska, palla fuori. 22-21, torna a sedersi in panchina Marchioron, i suoi centini adesso non servono più, torna dentro Shin. Cambio anche di palleggiatrice tra le maglie di Pesaro, dentro Rondon, fuori Berger, ma sono anche in questo caso i centimetri di Cinzia Rondon a servire rispetto a quelli di Berger. Tra le due ci sono la bellezza di 16 centimetri a muro, sono utili. Konoska, la difesa molto buona di Scila, poi l'attacco di Rinieri, il muro va a sporcare, non riesce Bedin a trattenere l'attacco delle avversarie. 23-21 in favore di Pesaro che si riporta a +2, time out chiesto da Manu Benella. Ora noi andiamo a sentire l'allenatore del Vicenza.
Tranquilli adesso, facciamo subito questo cambio, ok? Tientela vicino, puoi anche giocarci, perché adesso non è che un palla in mano non sanno dove andare. Però okay? ricezione, raga, dai. Dai raga, con calma, con calma. Un bel respiro, entriamo senza paura raga, senza paura, andiamo! Dai bimbe! Dice senza paura Manu Benelli, ma le facce delle sue ragazze non è che siano troppo convinte. Certo, questo è un set in assoluto equilibrio, ed è in assoluto equilibrio dal 14-13, insomma, perché adesso questi 2 punti di vantaggio di Pesaro sono importantissimi ovviamente in questa fase della gara. Bedin, Sliva, Paccagnella non passa, ancora Paccagnella, Shin, la difesa di Fiorari non è efficace, è arrivato subito il cambio palla invocato da Manu Benelli, 22 Vicenza, 23 Pesaro, al servizio la polacca Katarzyna Skowronska, 8 ace per lei nel corso di questa stagione, è la seconda in questa particolare classifica tra le ragazze della Minetti. La sua botta su Puerari, Berg, Rinieri, gran bella combinazione, 24-22, ancora una volta Pesaro a disposizione la palla per chiudere il set, e questa volta la palla è un match point. Martina Guigi tra l'altro batterà salto, almeno questo passa indicazioni su Bedin. No, è più centrale, buona ancora ricezione, Shin, il muro fa buona guardia, Paccagnella, Sliva, Paccagnella, punto Vicenza, annullato, il primo match point, 23 Vicenza, 24 Pesaro, in servizio la giapponese. Ora un match ball a disposizione di Pesaro, Shin, Berg, Rinieri, gran copertura difensiva questa di Borrelli, la seconda linea di Swarovska, un pizzico di fortuna, ma ha cercato di piazzare lì la palla. 24 pari, 2 match point annullati, questo davvero con un brivido, un po' in nastro, un po' la palla al limite, un po' le ragazze di Scavolini che chiedevano insomma una palla accompagnata, mettiamola così. 24 pari, ancora Shin in servizio, ricezione buona questa volta, ottimo l'approccio di Kinga Makiewicz senza muro. Bedini si è trovata a dover gestire un missile, poco da fare. 25-24 per Pesaro, terzo match point a disposizione delle ragazze di Marcella Abbondanza, nelle mani di Lindsay Berg, la pareggiatrice americana che in servizio picchia niente male. Bedin, Sliva, Borrelli, punto il muro di fila, non sale la palla, 3-0 per Pesaro che ha vinto 25-20, 25-20, 26-24 i 3 set. Tra una settimana si ritroverà Pesaro per la gara di ritorno, in caso di parità di vittorie verrà di più in set, quindi Vicenza è chiamata ad andare a espugnare per 3-0 il campo di Pesaro per sperare nella qualificazione. A questo punto poco da dire, un risultato strameritato da Pesaro, certo che con Monica De Gennaro in campo Vicenza ha dimostrato di avere tutta un'altra testa. Dal Palazzo di Vicenza è davvero tutto, non mi resta altro che ringraziare Gino Goti per la regia, Enrico Cattaneo per il coordinamento da Roma e restituire quindi la linea a Saxa Rubra. Giochi di una volta, un'originale idea a regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi
giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.